Buongiorno a tutti, oggi con me un ospite veramente tanto gradito, un grandissimo musicista, conosciuto in Italia, conosciuto all'estero, un caro amico, Andrea Maddalone. Buongiorno. Ciao a tutti gli ascoltatori. Buonasera. Come stai? Bene, abbastanza bene, dai. Ok, allora Andrea, ti hai iniziato a suonare prestissimo. La conseguenza di questa tua passione è stata che poi è diventata una professione, e che professione, perché hai collaborato veramente con tantissimi nomi. In questo momento mi vengono in mente Ramazzotti, Sara Jane Morris, ma ci sarebbe veramente una fila lunghissima. Tanti progetti televisivi, spot che hanno la tua firma. Sei endorsement da quanti anni per l'Ibanez? Da 13. Ecco. Beh, è bello Insomma, citare anche altre marche come le corde Galli che sono un vanto per l'Italia perché sono generazioni che vengono costruiti, i pick-up Mama usati da musicisti in tutto il mondo, quindi insomma ci sono tante belle collaborazioni. insomma, Andrea, una carriera veramente piena, zeppa di soddisfazione. Io voglio subito sapere, c'è qualcosa che in particolare nel cuore di tutta questa mega carriera? Ma allora, in realtà i momenti, diciamo, emozionanti sono davvero tanti. Quando ho cominciato a fare questo mestiere si suonava molto, si suonava in tutte le città, c'erano locali dove si suonava con delle band di 5-6 elementi, 4-5 giorni alla settimana, e quindi erano proprio c'era un fermento, e io ero molto giovane, portavo con me un entusiasmo incredibile, e quelli, insomma, sono gli anni in cui tutta la mia generazione di musicisti è cresciuta. No? E quindi in qualche modo insomma, ci batteva molto forte il cuore, ecco, in quel periodo, sicuramente, perché quando anche oggi mi capita di provare quel tipo di emozioni, mi rendo conto che in fondo io non sono cambiato per niente, no? Sono sempre lo stesso ragazzino che adora fare quello che fa. Ecco. La musica sicuramente aiuta questo spirito, la voglia di vivere, anche la voglia di fare, la voglia di creare, quindi sicuramente non si invecchia facendo il musicista. Ma in qualunque cosa ci sia una forte passione, l'entusiasmo rimane lo stesso nel tempo, diciamo. Hai pubblicato anche un trattato di teoria sulla chitarra. Si chiama La chitarra moderna, è distribuito da Curci Editore, è un trattato di teoria appunto applicata alla chitarra che a differenza di altri è scritto in maniera molto discorsiva, sembra quasi un romanzo, no? Per cui permette di comprendere facilmente come sia strutturata la teoria musicale applicata alla chitarra. Se uno non ci riesce neanche così, l'unico sistema è l'apparizione della Madonna Vergine Santissima che con la posizione delle mani, no, ci dà il dono della saggezza, è l'unica possibilità. Quindi hai reso facile l'approccio con uno strumento che di facile ha ben poco. No, beh, si tratta semplicemente di mettere in ordine alcune cose e trovare immediatamente un'applicazione sullo strumento, in modo che quello che uno studia dal punto di vista teorico abbia un senso perché è immediatamente applicato alla pratica. Senti, quanti album hai all'attivo come autore e produttore? Allora, visto che il mio mestiere in realtà è quello di chitarrista, come chitarrista ho all'attivo tanti album, credo più di 110 o 120, non lo so di preciso, perché poi e molti dei quali ho lavorato anche come arrangiatore o come produttore o come esecutore di altre parti strumentali, diciamo, senso un po' quello lì. Io voglio invece parlare, voglio arrivare perché c'è una cosa in fermento che ci tengo troppo a dirlo. Andrea Maddalone, solista. Eh sì, questa Eh, è una cosa abbastanza atipica per me, perché io ho sempre lavorato per altri. Poi in tempi più recenti mi è stato proposto anche di fare degli album, diciamo, che mi rappresentassero di più come musicista. Nel 2015 è uscito un album mio malgrado, cioè inconsapevolmente è il ho fatto titolo un mio album. malgrado. Sì, perché avevo registrato e realizzato e composto molte colonne sonore per una fiction
molto famosa in Sud America e in America del Nord. E allora il mio discografico ha detto, beh, siccome questi sono tutti pezzi tuoi, sono tutti brani che hai realizzato e composto con una identità molto forte, pubblichiamo un album. E allora mi sono ritrovato questo album, appunto, a mia insaputa, come diceva un famoso politico qualche anno fa, mi sono ritrovato questo album che si chiama Nylon Strings, che è un album acustico ed è uscito nel 2015. Invece il 12 ottobre, Sì, ta-dan! il 12 ottobre esce il mio album elettrico che si chiama Evil, che è un album molto più cattivo, infatti Evil vuol dire cattivo, vuol dire malvagio, no? Non perché io sia malvagio, perché, però la musica che suona è una musica molto intensa, molto forte, è un rock strumentale per chitarra, è una veste nella quale tanti non mi hanno visto, ecco. E voglio sapere, questo ultimo album è quello che ti rappresenta di più? Questo album rappresenta una parte di me, essendo un chitarrista, avendo lavorato molto come turnista, mi sono abituato a fare tantissime cose, tantissimi generi diversi e a cercare soluzioni a molti problemi, sempre nell'ambito della musica ovviamente. E quindi ho toccato tanti diversi stili, uno dei quali questo sicuramente, in più da tanti anni collaboro con una storica band italiana che si chiama New Trolls, e lì spesso mi esprimo in questo modo, ma questo album è ancora diverso, ha una intensità molto personale, molto naturale. Ho voluto anzi lavorare in maniera all'antica, non ho usato il computer per editare o per sistemare o per aiutare, diciamo, le parti. Ho suonato quello che mi veniva istintivamente e l'ho lasciato così, in maniera molto onesta, molto simile a come si faceva negli anni 70, e questo credo gli abbia dato una patina di omogeneità e soprattutto di naturalezza, ecco, cosa che è più difficile oggi ottenere. Oggi si ottiene facilmente la perfezione, ma proprio per il fatto che si riesce a ottenere la perfezione la si cerca e a volte si lasciano perdere certi dettagli che invece in questo genere musicale qui possono risultare più efficaci. Che chitarre hai usato? Ho usato prevalentemente le chitarre Ibanez, che sono appunto quelle che uso di solito, che sono strumenti meravigliosi e adattissimi a questo tipo di genere musicale. Quanti brani sono? Sono 9 brani strumentali. Devo dire che questo album è uscito anche grazie all'aiuto di un sacco di musicisti che mi hanno detto no, non lasciare questa roba, perché all'inizio non volevo pubblicarlo, perché un album con la chitarra elettrica, rock, così mi sembrava un po' di scopiazzare gli americani. Poi mi hanno fatto notare che abbia in mano una chitarra elettrica, alla fine sembra americano, perché la chitarra elettrica è nata in America. E quindi, insomma, questi amici sono Fabio Trentini, che è un grandissimo bassista e produttore, ha prodotto quella famosa band tedesca che si chiamava Guano Apes, che fece un grande successo negli anni 90. Markus Reuter, grandissimo virtuoso della touch guitar, che ha deciso di prestare il suo talento per un brano in particolare, dove ha fatto un assolo stupendo. Federico Malaman, che è uno dei più bravi bassisti italiani, se non il più incredibile, che ha suonato questo brano impossibile, non riusciva a suonare nessuno, e allora è stato veramente gentilissimo e spaventosamente talentuoso. E poi ce ne sono stati molti altri, c'è Alessandro Pelle, un bravissimo batterista di Genova, c'è Roberto Tiranti, il mio amico fratellone, che è uno dei più grandi cantanti del mondo, secondo me, che è però prestato a suonare il basso in un brano, essendo anche un bravissimo bassista. E quindi tutte queste persone, e anche il mio discografico Beppe Aleo per Video Radio, mi hanno convinto e mi hanno detto no, devi farlo, e quindi alla fine, mio malgrado, esce il 12 ottobre questo album. Il secondo album mio malgrado. Sì, sono un chitarrista a mia insaputa. Quindi il 12 ottobre c'è questa grande uscita. Quanto tempo hai messo per realizzarlo? Il progetto è nato nel 2007, per cui i brani hanno una certa età. Sì, sono stati realizzati così un po' alla buona nel mio studio casalingo e depositati lì.
lì, nel senso a prendere polvere, a fino a fermentare. che, sì, a fermentare, fino a che a un certo punto, facendoli sentire così per gioco ad alcuni amici, mi è stato detto no, devi assolutamente fare un album, sistemarli, metterli a posto, e questo è quello che è successo 13 anni dopo. Stavi parlando del tuo piccolo studio, io lì dietro di te vedo bambine, bambini. Quelli sono i ferri del mestiere. Quante ne Come, hai? ma sono, Incontabili. cerchiamo di fare un rapido computo. No, sono tra le 15 e le 20, però non sono tante per chi fa il mio Certo. mestiere, sono chitarristi che posseggono decine di chitarre, quindi alcuni collezionisti ne hanno centinaia addirittura. Sono un po' come le scarpe e le borse per voi donne, diciamo un po' quello, ecco. Quindi soprattutto poi se c'è la scusa di pensare Certo. che servono per il proprio mestiere, uno non se le fa mancare. Senti, in attesa invece dell'evento del 12 ottobre, dove la farai la presentazione ufficiale? Sto per adesso lavorando su una serie di interviste che sto facendo per le radio e anche per le web TV come Zenazon per esempio. E quindi questa è una prima. Poi piano piano si lavorerà sulle presentazioni più o meno ufficiali. Adesso chiaramente tutto è molto fermo Già. e distanziato, diciamo. Quindi per adesso le cose pubbliche cerchiamo di evitarle, diciamo. Però vediamo che cosa succederà. Arriveranno anche quelle. Invece, progetti futuri, ora capisco che il momento è un po' quello che è, che c'è già c'è già il 12 ottobre che è una data importante, più tutto quello che ci sarà a seguire, ma sei già al lavoro per dei progetti? Sì, andiamo avanti con lo studio di registrazione, di brani, ci sono tutte le preparazioni per il Festival di Sanremo e quindi molte persone scrivono, molte case discografiche propongono brani che vanno realizzati, quindi diciamo C'è è una fermento. pratica che va avanti. Sì, c'è sempre fermento. Va bene, Andrea, io ti ringrazio tantissimo. Un grande in bocca al lupo per il 12 ottobre, gran bel numero, gran bella data. Grazie. E Beh, Cristoforo Colombo ha scoperto l'America il 12 ottobre, io dovevo pure ispirarmi a qualcuno. esattamente, hai scelto bene. Volevo E farlo il 25 dicembre, però mi sembrava un po' troppo pretenzioso. esagerato. Vabbè, il prossimo. Va bene. Il prossimo album, tuo malgrado numero 3, lo farai uscire il 25 dicembre e noi ci saremo. Grazie, grazie infinite. Grazie a te. Ciao. Ciao ciao. Ciao.